Ecco un nuovo appuntamento con Amici e Amici. Anche oggi scopriremo quante cose sanno i bergamaschi dei bresciani e viceversa. I due popoli cugini riusciranno a volersi bene come capitale della cultura? Riconoscete questo bel ragazzo bresciano, Andrea Pirlo, versatile ed apprezzato calciatore ed allenatore, nato a Flero nel 79. E la sorridente signora in tenuta da sci, Sofia Goggia, trentenne bergamasca, super campionessa di sci. Vediamo come sono andate le cose a Bergamo, a Brescia. Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei. Nuova puntata quindi di Amici e Amici, la iniziamo come da tradizione qui a Bergamo. Anche oggi siamo in Piazza Vecchia, nella bellissima città alta, bellissima? Bellissima sicuramente. Dovresti fare promozione, tu sei bergamasco? Sì, abito qua, inizio Valle Brembana. Benissimo, abbiamo proprio bisogno di un bergamasco doc. Che ti chiami? Andrea. Senti Andrea, ti mostro l'immagine di questo signore bresciano, lo riconosci? Sì. Chi è? Pirlo. Andrea Pirlo, calciatore, nato a Brescia, in provincia, a Flero, poi insomma tutta una carriera che si conosce. Segui il calcio, tu lo sport? Sì, diciamo di sì. Ma solo lo sport bergamasco oppure quello bresciano? No, in generale tutto lo sport. Senti, a caldo così, meglio Brescia o Bergamo? Bergamo. Ecco, e perché meglio Bergamo? Perché ci sono nato, quindi sicuramente meglio. Ma senti, ma secondo te è vera questa rivalità, questo campanilismo un po' tra bresciani e bergamaschi? Nel calcio sicuro. Almeno per esperienza personale, quando c'erano i derby Atalanta-Brescia allo stadio era una bella lotta. Era dura, meglio Atalanta adesso, meglio Brescia. Vabbè, per come sta andando adesso direi l'Atalanta. Tu hai amici bresciani, conosci la città? Allora, la città la conosco un pochino, non tanto, amici bresciani al momento no, però è solo una coincidenza, penso, okay. non abbiamo queste Reclusioni, bravo. Non è che tu non hai amici bresciani perché non li vuoi, se dovessero arrivare, ben vengano. E come la prenderebbero in casa la moglie che ti porti in casa amici bresciani? No, non siamo diciamo così così ostici, ecco, così diffidenti, un po' più, diciamo, si può dire, più aperti. Ecco. Se tu avessi sposato una bresciana? Beh, venga la bresciana, quindi. Va bene. Senti, manda un saluto allora agli amici bresciani, dai. Ciao a tutti amici bresciani. E facciamo i bravi quest'anno che siamo capitale della cultura. È vero, quindi dobbiamo dare un buon segno, quindi, di unione. Andiamo a Brescia, grazie. Siamo tornati a Brescia, riconoscete il cuore della nostra città, Piazza Loggia, in compagnia di Virgilio. Virgilio, lei è bresciano? Sì, di Paratico per l'esattezza. Di Paratico, quindi per un pelo mi diventava bergamasco lei, Virgilio? Per un pelo sì, perché al di là del ponte è tutto Bergamo. Senta, le faccio vedere questa bella signora sportiva, chi è? Non è mica la Goggia o l'altra, sempre. Chi è Goggia? Bergamasca? Sì. Lei segue lo sport? Sì, faccio il possibile, seguo tutto. E segue anche Bergamo, lei conosce Bergamo, la città, la provincia? Sì, in parte sì, visto che mi sposto anche con la bancarella. Ah, ecco, lei è commerciante. Sì, sono commerciante perché mi sposto verso Brescia, verso Bergamo, verso Milano. Senta, Virgilio, Dica. sono meglio i clienti bresciani o quelli bergamaschi? I milanesi. Messi dal Solce. Spendono di più, guardano meno, sono meno sottili e guardano la qualità. L'anno di capitale della cultura per te, Virgilio, cosa sarà? Come da vivere? Cosa vedi in questo anno? Guarda, ho visto la trasmissione in televisione del gemellaggio, è stato veramente molto. E mandiamo un saluto ai bergamaschi allora in dialetto bresciano? A tutti. O in italiano, preferisci? In italiano, un saluto a tutti i bergamaschi e a tutti i bresciani, visto che siamo gemellati. Va bene, un saluto anche da parte nostra. Ciao, arrivederci, alla prossima. Grazie, alla prossima. Brescia e Bergamo e